Andremo in gara a breve, spero per fine anno, inizio del prossimo, con la naturale prosecuzione di questo, che è l'autostrada del mare, in collegamento da questo casello fino a Jesolo. Era il 16 ottobre 2012 quando un sorridente allora assessore alla mobilità Renato Chisso annunciava i prossimi passaggi per il completamento della Via del Mare. Alle sue spalle il nuovo casello di Meolo sulla A4, primo passo per l'avvio dell'opera. 2 anni dopo il quadro è decisamente cambiato. Sull'opera pesa come un macigno l'indagine della Procura di Venezia, nata da una costora della maxi inchiesta Mose. 6 dirigenti regionali indagati per turbativa d'asta, tra di loro il super manager veneto delle strade Silvano Vernizzi, il presidente del Veneto Luca Zaia, che corre ai ripari bloccando l'iter dell'opera in via cautelativa, l'ex assessore Chisso, prima in carcere per mesi, adesso reduce da un pesante patteggiamento. Indagini nate da accertamenti e verifiche su quell'Adria Infrastrutture, società di Claudia Minutillo, ex segretaria di Giancarlo Galan e vincitrice della gara per la Via del Mare, che avrebbe visto tra i soci occulti proprio Galan e Chisso. Tra 24 ore gli interrogatori degli indagati, nessuno sarà in aula, annuncia il difensore di Vernizzi. Vengono accusati di avere commesso delle irregolarità di natura amministrativa che avrebbero avvantaggiato Adria Infrastrutture, peraltro senza neppure essersi accordati con Adria Infrastrutture, quindi una ipotesi di accusa, perché ripeto è un'ipotesi e non è ancora un'accusa, a mio avviso anche abbastanza inspiegabile. Ennesima indagine sul sistema strade del Veneto targato Galan-Chisso, che diventa terreno di scontro politico. In Consiglio regionale a parlare per il Partito Democratico è Bruno Pigozzo, un'opera che doveva essere fermata già 1 anno e mezzo fa, spiega. Zaia riferisca in aula, dito puntato anche dalla candidata PD alla poltrona di governatore. La mancata trasparenza per quanto riguarda la progettazione e anche l'assegnazione di queste opere pubbliche gettano un'ombra pesante anche sull'attuale governatore. Ci chiediamo ancora dove sia Luca Zaia. L'opera intanto è ferma e il collegamento a 4 spiagge diventa una realtà lontana.